Esiste un progetto chiamato Rallegrati, la cui finalità è vivere attraverso la lode e adorazione profonda, momenti di alta quota nello spirito, perché quando siamo immersi nella sua presenza non esistono più confini umani. Amém? Benvenuti a tutti. Preghiamo in questo momento, adoriamo il nostro Dio e celebriamo questo momento con la gioia del nostro Signore. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. We shout out your praise. Praise on the mountain, yeah. I praise when I'm sure, praise when I'm down. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Che bello vedere tanta gente così riunita per lodare il Signore. Amen. Alziamoci in piedi. Lodiamo il Signore e dichiariamo che Lui è il nostro vincitore. Amen. Viviamo lotte e provocazioni, che diamo forza
croce salvasti il peccator, dichiariamo il tuo onore.
chiamare. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me, è ora il tempo. Sono qui, annunziando il dono del nome. Sua voce qui voglio sentire. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me, è ora il tempo. Siamo, usati il Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Questo l'inno che raccontiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Questo l'inno che raccontiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Questo l'inno che raccontiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi.
Quanti sentono la presenza del Signore questa sera? Amen. Nella parola di Dio c'è scritto che dove 2 o 3 sono riuniti nel suo nome, Gesù è in mezzo a loro. Amen. E io credo che questa sera il Signore è in mezzo a noi. Io lo credo con tutto il cuore. Amen. Ringrazio i ragazzi che hanno organizzato questo evento, per questo invito. È una gioia per noi essere in mezzo a voi a lodare il nome del Signore. Amen. Siamo una sola famiglia che lodiamo un solo Dio. Amen. Alleluia, alleluia. Gloria al nome del Signore. Sì. Vogliamo continuare a lodare? Amen. Apriamo i nostri cuori, questa sera non siamo qui per cantare, ma siamo qui per lodare, adorare il Signore con tutto il nostro cuore. Amen. Alleluia. Lode al nome del Signore. Amen. Mi cercò con solitudine, ero cieco e polvero, sulle sue spalle mi portò di nuovo in casa sua. Gli angeli cantarono di gioia in cielo il suono, l'amore suo.
grazia che mi riportò a Dio. Sì, la parola dal principio, uno con l'Altissimo, nella creazione la tua gloria, rivelata in te Gesù, che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù mio Re, che magnifico nome è, incomparabile, che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra qui tra noi, perdonati dal tuo amore, cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di
Signore, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Signore, ti adoriamo. Apriamo i nostri cuori alla tua presenza questa sera, Signore. Riempi tu, Signore, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Si aprono i cieli, si ode un suono celestiale. Unito alle voci di un popolo che ti vuole adorare. Lo Spirito di Dio si muove in mezzo a noi in libertà. Il Padre si rallegra vedendo la sua sposa adorare. Insieme la terra canta. La terra canta, il cielo adora, tutti gridiamo che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora, tutti gridiamo che tu sei santo. Si aprono i cieli, si ode un suono celestiale. Unito alle voci di un popolo che ti vuole adorare. Lo Spirito di Dio si muove in mezzo a noi in libertà. Il Padre si rallegra, alleluia. Il Padre si rallegra vedendo la sua sposa adorare. Sei santo, tu sei un Dio santo, Signore. Oh, ci uniamo al grido degli angeli, Signore, questa sera. Alleluia, gridiamo che tu sei un Dio degno, alleluia. Oh, alleluia, di lode, di adorazione, alleluia. Oh, tu sei santo, alleluia. Oh, alleluia. Apriamo i nostri cuori alla tua presenza. Gridiamo con tutto il nostro cuore che tu sei santo, che tu sei santo, alleluia. Gli angeli si uniscono, cantiamo ad una sola voce: Santo, Santo. Gli angeli si uniscono, cantiamo ad una
una sola voce, Santo, Santo. Gli angeli si uniscono, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. Gli angeli si uniscono, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. La terra canta, il cielo adora, tutti gridiamo che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora, Signore, alleluia, tutti gridiamo che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora, tutti gridiamo che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora, tutti gridiamo che tu sei. Ancora una volta. La terra canta, il cielo adora, tutti gridiamo che tu sei santo. Alleluia, Signore. Sentiamo la tua presenza in mezzo a noi, Signore. Oh, sentiamo che tu, Signore, stai visitando i nostri cuori. Oh, sentiamo, Signore, il tuo spirito che si muove in mezzo a noi, Signore. Alleluia. E noi possiamo solo dire che sei santo, che tu sei un Dio misericordioso. Alleluia. Lode e gloria a te, Signore. La lode solo a te, Signore. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gridiamo che tu sei santo. Alleluia, santo, 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 santo. Alleluia, alleluia. Sola voce, alleluia. Yeshua.
sempre. Amen. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Alleluia. Oh, santo, santo. Alleluia. Amen. Alleluia. La gloria, a Lui la gloria, Con i nostri occhi chiusi a Lui la gloria. e i cuori verso l'alto. Alleluia, Signore. Padre, nella tua casa noi siamo. Sempre. Oh Padre, grazie perché mentre ti adoriamo tu sei in mezzo a noi. A te diamo tutta la gloria, Signore, un'altra volta. A Lui la gloria, a Lui la gloria. Accertati che non ci sia nessun altro pensiero. Dai tutta la tua attenzione a Gesù. A Lui la Alleluia, Signore. Tutta la nostra attenzione è su di te, Signore. per sempre. Amen. Alleluia, alleluia. Mentre siamo qui, Padre, ti ringraziamo per essere in mezzo a noi. Ti ringraziamo, Signore, perché stai camminando in mezzo a noi questa sera. Grazie, Padre, perché certamente, Signore, tu hai una parola specifica che devi dare alle vite di tutti quanti noi, Padre. Forse alcuni sono venuti intenzionalmente con il desiderio, Padre. Può essere che qualcuno sia stato soltanto trascinato qui, invitato, incoraggiato, Signore. Oh, Padre, ma noi ti ringraziamo perché ogni volta che c'è la tua presenza, Signore, ogni volta che il nostro cuore è aperto, Padre, niente resta come è, Signore. E così, oh Padre, vogliamo, Signore, stare davanti alla tua parola questa sera e desideriamo, Padre, ricevere, Signore, una parola di vita, Signore, una goccia, Padre, che possa fortificare il nostro cammino, possa rinfrescare la nostra anima, Signore, possa incoraggiarci, guidarci, Signore, secondo quelli che sono i tuoi pensieri e non i nostri, Signore. Grazie, Padre, perché i tuoi pensieri sono perfetti e meravigliosi, Signore, e grazie, Padre, perché tu hai dei pensieri meravigliosi per ogni generazione che è qui, Signore. Grazie, oh Padre, perché dal più giovane, Signore, al meno giovane, Padre, tu ci stai guidando insieme, mano per mano, Signore, per fare la tua volontà e per vedere la tua gloria, Signore. Non abbiamo desiderio più grande di questo, più alto di questo, che vedere il tuo regno venire, Signore. Venga il tuo regno, venga il tuo regno. Venga il tuo regno nel Veneto, venga il tuo regno a Treviso, venga il tuo regno a Venezia, venga il tuo regno a Belluno, venga il tuo regno a Padova, venga il tuo regno a Rovigo, venga il tuo regno a Vicenza, venga il tuo regno a Verona, venga il tuo regno in questa nazione. Alleluia. Possiamo dire insieme, Signore, venga il tuo regno. Venga il tuo regno, Signore. Signore, venga il tuo regno. Regno, Spirito Santo. Alleluia, Padre. Grazie per questa sera, Signore. Amen. Alleluia. Mentre siamo qui, i ragazzi ci accompagnano ancora con qualche nota. Potete andare, magari se mi lasciate soltanto il pianista, o magari si vuole alternare con il gruppo che c'è dopo. Vogliamo stare nella presenza di Dio così. Sono stato molto onorato, non mi conoscete tutti e io non conosco tutti quanti voi. Sono il pastore Mario e curo insieme al fondatore, pastore Gino Mazzoccoli, la comunità cristiana di Sedico, MCE Sedico Belluno, e sono stato tra, diciamo, forse i primi collaboratori del gruppo organizzatore del Rallegrati, e quando qualche settimana fa ho ricevuto una telefonata da parte di Bruno che mi diceva: sai, pastore Mario, abbiamo desiderio di organizzare un Rallegrati Youth per i giovani e ci piacerebbe che come meno giovane, no, non ha detto così, la giovinezza è una condizione mentale, vero? Ditemi di sì, tenetemi contento. Ok, e avremo piacere che tu possa condividere una parola. Io sono molto
emozionato di poter condividere qualcosa che Dio ha messo nel mio cuore. Vedo qui rappresentate diverse generazioni, alcuni dei giovani che sono qui, qualcuno sta suonando, qualcuno è seduto qui in mezzo, l'ho visto nel carrozzino. E adesso vedere che sono dei giovani uomini, delle giovani donne che stanno ministrando, che stanno entrando in un ruolo levitico, che è una cosa molto seria, molto santa, molto gloriosa e molto meravigliosa. Non si può dire in italiano, ma prendetela come viene. È una cosa meravigliosa poter alzare l'arca dell'Eterno. È una cosa meravigliosa poter piantare il tabernacolo, poter avere un ruolo all'interno del tabernacolo, e quindi vedere dei giovani come voi, come i ragazzi che stanno servendo. Altri oggi non sono in servizio, ma certamente nelle vostre chiese lo state facendo. Per noi che siamo della generazione appena prima di voi, o forse 2 generazioni fa, è una grande gioia e una grande soddisfazione in un certo senso, ma ci rendiamo anche conto di una cosa, di come sono importanti i Giosuè. Nella scrittura, quando noi parliamo di Giosuè, cosa vi viene in mente? Giosuè capitolo 1. Vero? Il primo che lo dice è un gelato. Qual è? Dite un versetto famoso di Giosuè 1. Sì, forte. Troppi gelati, l'avete detto in troppi. Si vede che siete ben preparati. Ok, allora, quando pensiamo a Giosuè, pensiamo a quella fase del popolo di Israele nella quale, dopo 500, 600 anni, centinaia di anni, si stava compiendo quella promessa meravigliosa che era stata fatta ad Abramo. Quante generazioni erano passate, quante storie, quante vicende, quante generazioni, e ancora questa terra promessa non veniva conquistata. La promessa è stata data a Abramo, poi c'è stato Isacco, poi c'è stato Giacobbe, e poi la schiavitù nell'Egitto, un sacco di tempo, poi il deserto, momenti belli, momenti brutti, momenti nei quali sperimentavano le liberazioni dell'Eterno, eccetera. Eppure questa promessa ancora non si realizzava. Però finalmente con Giosuè il momento della realizzazione della promessa, il momento della conquista della terra promessa era arrivato. Amen. Ma io Spirito di Dio mi metteva davanti non tanto questo momento, ma quanto che cosa è successo prima. Sapete, di Giosuè non si parla soltanto nel libro di Giosuè, ma si parla di lui già molto prima. C'è stato un momento nel quale, mentre loro si trovavano nel deserto, Giosuè, quando è uscito dall'Egitto, stava già collaborando con Mosè. E la prima volta che noi leggiamo di lui, leggiamo qui in Esodo. Perdonate, utilizzo questo strumento moderno. Io preferisco la Bibbia di carta, ma oggi facciamo così. Ho dimenticato l'iPad, quindi sono anche senza gli appunti, ma il Signore ha piantato dentro di me questa parola per condividerla con tutti quanti voi. In Esodo capitolo 17 si parla, forse per la prima volta, emerge questo Giosuè. Non so se ce l'abbiamo. Allora venne Amalek a combattere contro Israele a Refidim, e Mosè disse a Giosuè. Quanti anni aveva Mosè quando sono usciti dall'Egitto? Più di 80. Ok, quindi poteva andarci Mosè a combattere gli Amalechiti. Era meglio che ci andasse qualcuno un po' più giovane, vero? Però attenzione, Mosè disse a Giosuè: scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto, combatté contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Hur salirono sulla vetta del colle. Amen. Che meravigliosa collaborazione. I più giovani di loro stavano combattendo, i più anziani di loro stavano combattendo lo stesso, non in senso materiale ma in senso spirituale. Amen. Vedo dei fratelli, dei pastori che sono lì dietro, che sono più anziani. Chi ha più di 50 anni qui? Nessuno alza la mano. Amen. Vi rendete conto di quanto è importante che noi preghiamo per la nuova generazione? Perché delle volte noi guardiamo le generazioni che vengono sotto di noi e diciamo non sono come noi. Poi vieni qui, li senti suonare, li senti ministrare, vedi l'unzione che scende su di loro e dici però che meraviglia questa. E noi quindi abbiamo bisogno di pregare per loro, amen. E allora io vorrei che qualcuno che ha più di 50 anni qui, ho davanti Nino, vieni qua. Dai, forza, possa pregare per la generazione più giovane. Forse non abbiamo timore, rompiamo un attimo questi schemi. Vogliamo pregare per i più giovani, amen? Dopo faremo il contrario però. Amen. Possiamo fare una preghiera insieme. Chiudiamo gli occhi insieme. Alleluia.
grazie Signore perché noi siamo grati perché ci dai continuità con i giovani, Signore. Noi vogliamo ringraziarti veramente perché senza di loro non potremmo niente. Noi siamo comunque uniti uni con gli altri perché noi siamo quelli che potremmo sopportarli e aiutarli in questo mondo, in questa società. Signore, noi mettiamo davanti a te questo momento, questi giovani, perché siano veramente la gloria che tu vuoi. E io penso che sia il salto di qualità che tutti noi stiamo aspettando, avere la certezza di essere in Cristo Gesù. Amen. Amen, alleluia, amen, gloria al nome del Signore. Per noi, quelli che sono i nostri conduttori, i nostri genitori spirituali, i nostri fratelli maggiori, vero ragazzi? Abbiamo bisogno anche noi però di pregare per loro. Vorrei che qualcuno di voi che ha meno di 50 anni potesse pregare adesso per i pastori, per gli anziani delle chiese, per i fratelli maggiori. Chi c'è qui? Samuele, dov'è Samuele? Del gruppo? Vieni qua. È quello che si vergogna di me, non lo sappiamo, quindi sei sempre tu. Amen. Vuoi pregare? Per i pastori, per tutti coloro che sono più di 50 anni qua. Chiudiamo gli occhi insieme, giovani, pregate insieme a Lui. Lui vi guida, ma noi preghiamo. Abbiamo bisogno della vostra preghiera. Amen, amen. Padre, noi ti vogliamo innanzitutto come giovani, come questa generazione ringraziare, Padre, ringraziare per la strada che queste persone hanno già fatto per noi. Ti vogliamo ringraziare, Padre, per queste indicazioni che noi possiamo ricevere quotidianamente. Ti vogliamo ringraziare per questi insegnanti che ci hanno accompagnato, che ci hanno insegnato e che ci hanno spiegato. Ti ringraziamo, Padre, perché io in particolare non sarei l'uomo che sono oggi se non si fosse per le persone che mi hanno accompagnato, per le persone che mi hanno insegnato. Perciò, Padre, come generazione in coro noi ti vogliamo ringraziare, Padre, per questa generazione prima di noi. Padre, benedicili, donali la saggezza necessaria per poterci guidare, per poterci continuare a mostrare quella via che noi tanto vogliamo seguire. Ti prego, Padre, donali salute, donali ancora tanti anni di vita, in modo che possano continuare ad accompagnarci sempre nelle difficoltà, nelle gioie. Padre, noi ti chiediamo tutto questo, in nome di Gesù. Amen. Amen, amen. È meraviglioso questo. Sapete, pregare gli uni per gli altri è una dimostrazione di amore, perché non si può pregare per qualcuno senza amarlo. Siete d'accordo? Si può fare, ma resta un esercizio verbale. Ma quando si prega con il cuore, noi stiamo anche amando. Quando noi preghiamo per una persona, è vero o no? Quella persona si sente amato. Se tu preghi per la tua amica, per il tuo amico, la persona per cui stai pregando sentirà l'amore di Dio. Amen. E noi abbiamo bisogno anche di avere una saldatura generazionale. Sapete, questo è molto importante, perché delle volte le generazioni sono una contro l'altra. Spesso, non solo durante l'adolescenza, ma durante il corso degli anni, i giovani dicono: ah, questi anziani non capiscono niente, questi anziani non capiscono che non siamo più nel 1995, non siamo più nel 2005, ma è vero o no? E delle volte gli anziani, quelli che sono un po' più avanti, pensano esattamente il contrario. Non sono come noi. E mentre la parola di Dio ci mostra una cosa: quanto è meraviglioso quando le generazioni lavorano insieme per il progetto di Dio. Amen. Abbiamo bisogno di lavorare con i nostri anziani e i nostri anziani hanno bisogno di lavorare insieme a noi. Noi abbiamo bisogno della loro esperienza, come ha pregato Samuele, ma noi abbiamo bisogno, quelli che sono un po' più avanti, hanno bisogno anche della loro forza, del loro entusiasmo, della loro visione. Dov'è il vostro entusiasmo? Fatemi sentire un grido di gioia per il Signore. Alleluia! Amen. Alleluia, Gesù. Amen. Alleluia, questo è l'entusiasmo dei giovani. Amen. Non siamo in una casa di riposo qui, siamo in una casa di vittoria qui, amen, dove ci sono un sacco di giovani nello spirito. Qualcuno anagraficamente è nato prima, ma abbiamo tutti lo stesso spirito, e lo spirito e l'anima non invecchiano, è vero? Ultra cinquantenni, io non ci sono ancora, ma ok, non invecchiano mai. Gloria a Gesù. Sapete, c'è un altro momento nel quale Giosuè è tornato in vista nella scrittura, e cioè quando Mosè fu invitato a salire sul monte Sion per ricevere le tavole della legge. Sapete, il popolo ebbe paura, perché quel monte, forse alcuni di voi lo ricorderanno, quella montagna tremava, bruciava, c'era un fortissimo suono di tromba, c'era la gloria dell'Eterno, sembrava che fosse tutta quanta in fuoco, e il popolo che era ai piedi disse: mamma mia, chi deve salire là sopra? Stava dicendo: chi salirà al monte dell'Eterno? Vi ricordate quel versetto? Sono molti canti, è nel Salmo 24.
l'uomo innocente di mani, puro di cuore. Probabilmente loro non si ritenevano tali da poter salire sul monte dell'Eterno. E quindi dissero: Mosè, sai che c'è? I più giovani dissero: sali tu, ascolta tu la voce di Dio, e poi quando tu scenderai ci dirai quello che l'Eterno ti ha detto. Vai avanti tu che poi noi vediamo, ok? E questo è un atteggiamento molto pericoloso. Ma Giosuè non era fra di loro. Giosuè si tenne stretto a Mosè e disse: tanti passi fai tu, tanti ne faccio io. Dove vai tu, là vengo pure io. Ci ricorda un po' Ruth, no? Il tuo Dio sarà il mio Dio, la tua terra sarà la mia terra. Dove vai tu, là vengo pure io. E questo è un atteggiamento, miei cari, molto importante. C'è un proverbio siciliano che dice, ci provo Massimo, fattilla cucue meghitia e a pizza ci spisi. Accompagnati con chi è meglio di te o qualcosa da insegnarti e pagagli le spese. Non sto parlando né di spese né di altro, né tirando acqua al mulino. Sto dicendo questo, che è buono che noi camminiamo con persone che hanno esperienza, che noi camminiamo con persone che hanno unzione, perché spesso quella stessa unzione poi scenderà anche su di noi. L'unzione di Dio si trasferisce, la sapienza di Dio si trasferisce. Amen. Noi ragazzi abbiamo bisogno di sapienza. Io sono un ragazzo di 45 anni, ma tante cose ancora non le so. Figuriamoci quante ne sapevo a 20 o a 25. E quindi noi abbiamo bisogno di qualcuno che ha vissuto già, ha già fatto dei chilometri in più, e delle volte abbiamo bisogno di chiedergli: senti, ma tu cosa faresti in questa situazione? Che insegnami come posso servire Dio meglio, come posso stare nella visione di Dio meglio. Questo atteggiamento aveva Giosuè. E sapete una cosa? Giosuè salì in vetta al monte, ebbe l'onore di sentire la voce di Dio, ebbe l'onore di stare al cospetto di Dio 40 giorni, 40 notti, digiunarono, non bevvero, non mangiarono, non lo so, credo di no comunque, perché quando siamo nella presenza di Dio e siamo immersi nel suo spirito, tutto quelli che sono i nostri bisogni materiali diventano piccoli così, perché l'esperienza nello spirito prende tutto, amen. Alleluia, Dio diventa tutto, è un anticipo della Gerusalemme celeste. Non avevano neanche più bisogno di mangiare, perché avevano tutto nella presenza del Padre. E sapete, mentre loro erano su, quelli che erano giù, che erano stati pigri, non erano voluti salire al monte, che cosa hanno fatto? Hanno detto: qua mi sa che Mosè ci ha lasciati. È stato bello Mosè, adesso abbiamo bisogno di un altro Dio. Senti, facciamo una cosa, prendiamo il nostro oro, facciamoci un bel vitello come si faceva in Egitto, adoriamolo, e poi diremo: oh, questo è il tuo Dio con la D piccola che ti ha fatto uscire dall'Egitto, e questo Dio andrà davanti a noi. È terribile tutto questo, vero no? Soldi, ricchezza, fama, like o altro, no, vero? Non dice questo. Di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni. Quanti giorni? Della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare... È scomparsa la proiezione. Per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio, perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda, mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia, e ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchiano, e offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo, canterò e celebrerò le lodi dell'Eterno. Amen. Come noi stasera diamo un grido di giubilo ancora al Signore. Alleluia Padre, alleluia Signore. Una cosa Padre abbiamo chiesto a te, e quella cerchiamo Signore, di dimorare nella tua casa, di dimorare nella tua casa, di dimorare nella tua casa, di dimorare nella tua casa Signore. Una cosa ho chiesto all'Eterno: sii determinato, sii determinata, perché questa non è una decisione semplice e non è una decisione a buon mercato, ma probabilmente è la decisione più importante della tua vita, perché dalla tenda di convegno riceverai liberazione, dalla tenda di convegno riceverai forza, nella tenda di convegno riceverai consolazione, nella tenda di convegno riceverai direzione, nella tenda di convegno il Signore è pronto a prendere il tuo peso. Alleluia, gloria al tuo nome Padre. Oh Signore, voglio pregarti Signore per tutti i Giosuè che sono qui Signore, e anche Padre per i Mosè, Aaron e Ur Signore, perché possiamo mantenerci Signore sempre nella fedeltà,
sempre nella piena fedeltà, Signore, facendo la tua volontà, oh Padre, e non quella, Signore, del mondo che è attorno a noi, Signore. Ma Padre, vogliamo pregarti insieme per i Giosuè che sono qui, Signore, per i Giosuè che tu stai formando per la conquista, Signore, per tutti i Giosuè, Signore, che stanno prendendo una decisione per te questa sera, per tutti i Giosuè, Signore, che si trovano nella difficoltà, Signore, e che tu stai chiamando ad una comunione più profonda e a una santificazione nuova, Signore. Oh Padre, ti chiediamo, Signore, che tu possa continuare a compiere il tuo piano, Signore, anche attraverso di noi. Passa attraverso di me, passa attraverso la nostra vita, passa attraverso la vita di ognuno di questi giovani, Signore. Padre, compi la tua opera meravigliosa in questa terra, oh Padre. Noi insieme te lo chiediamo nel prezioso e santo nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Continuiamo ad adorare il Signore. Amen. Guidateci, cari. Alleluia. Loda te, Padre. Nello stesso spirito di adorazione io vi invito a continuare a lodare il Signore, amen? Alleluia. Noi possiamo avere un cuore grato al Signore, amen? Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai finirà. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Altro mai farò, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so di meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, Non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Cantiamo insieme. Oh anima mia, non devi temere più, canti e saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Possiamo dichiarare insieme. Oh anima mia, non devi temere più, canti e saprai che vivi un leone
basterà e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia. Signore, io so è poco. Alleluia. Sarà poco, ma so che il meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, Alleluia. è poco, Signore. Amen. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Amen. Com'è bello essere qui insieme a voi. La prossima canzone che faremo è una canzone che abbiamo scritta noi e con tanta gioia che vi presentiamo oggi. E con tanta gioia, sono un po' nervosa, ma è una canzone che è uscita dal cuore del Signore e da quando l'abbiamo scritta non è più una canzone, io la faccio ogni giorno una preghiera al Signore che mi porti ai luoghi profondi, luoghi che io ancora non conosco e che a volte il Signore vuole portarci, ma ci manca il coraggio di andare, ci manca l'audacia di andare. C'è tanto ancora da scoprire nel Signore, c'è tanto ancora, e che questa canzone sia anche per te da oggi una preghiera. Chiede al Signore: Signore, portami ai luoghi profondi dove io scopro i tuoi misteri. C'è tanto ancora. Amen. Alleluia. Voce mi ha chiamato, tu mi hai fatto ricordare chi veramente sono, nascosto in te, ho visto la libertà. Le mie radici ora sono sane, con le tue parole d'amore hai annaffiato il mio cuore. Forte in te io sono, forte in te io sono. Luoghi più profondi dove tu sei, e lì, guardando nei tuoi occhi i tuoi misteri, scoprirò. Oh, portami nei luoghi più profondi dove tu sei, e lì, guardando nei tuoi occhi i tuoi misteri, scoprirò. Quando la tua voce mi ha chiamato, mi hai fatto ricordare chi veramente sono, nascosto in te, ho visto la libertà.
amore hai annaffiato il mio cuore. Forte in te io sono, forte in te io sono. Chiede al Signore, portami. Oh, portami nei luoghi più profondi dove tu sei, e lì, guardando nei tuoi occhi i tuoi misteri, scoprirò. Oh, portami nei luoghi più profondi dove tu sei, e lì, guardando nei tuoi occhi i tuoi misteri, scoprirò. Monti si inchinano a te, non c'è caos che resista al tuo potere, seduto sul tuo trono, e qui vicino a me. Si inchinano a te, non c'è caos che resista al tuo potere, seduto sul tuo trono, e qui vicino a me. Oh, portami nei luoghi più profondi dove tu sei, e lì, guardando nei tuoi occhi i tuoi misteri, scoprirò. Portami, Signore, c'è tanto ancora, Signore, c'è tanto ancora da vivere, Signore, insieme a te. Portami dove ti conosco, come tu mi conosci, Signore. Voglio conoscerti di più, Signore. Amen. Alleluia. Che da oggi in poi questa possa essere anche la tua preghiera. Amen. Chiede al Signore, Signore, portami nei luoghi profondi. Amen. Alleluia. Chi è figlio di Dio qua? Amen. Chi riconosce la paternità di Dio? Amen. Lui è il nostro Padre potente, che non ci lascia mai. Alleluia. Allora dichiariamo qua, con questa canzone, dichiariamo che i tuoi figli sono. Amen. Alleluia. Scelto da te, segnato, io vivo per te, e anche se ti deludo sempre, il tuo amore non fallisce, e anche se io corro sempre, tu mi chiami e mi dici che tuo figlio sono.
anche se ti deludo sempre, il tuo amore non fallisce, e anche se io corro sempre, tu mi chiami e mi dici che tuo figlio sono, che tuo figlio sono, che tuo figlio sono, che tuo figlio sono. Le mani. Alleluia. Cantiamo così. Torna a casa, casa mia, casa di mio padre. Possiamo dichiarare? Torna a casa, casa mia, casa di mio padre. Torna a casa, casa mia, casa di mio padre. Torna a casa, casa mia, casa di mio padre. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo. Perché? Il tuo figlio 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 Possiamo dichiarare ancora un'altra volta. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo, perché noi siamo figli di Dio, amen. Dichiariamo. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo. Non c'è più tristezza, non c'è più vergogna, tutto si fa nuovo. Il tuo figlio sono, il tuo figlio sono, il tuo figlio sono, il tuo figlio Alleluia, possiamo applaudire il Signore. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Ok, ringraziamo il gruppo, e se c'è qualcosa che vorrei dire, nel frattempo vi potete pure sedere molto velocemente. Se c'è qualcosa che davvero di cuore credo che tutti i presenti qua possono dire è grazie. Grazie a tutte le persone che sono impegnate stasera per essere qui, per suonare, per poter cantare, lodare il nostro Signore. E quindi molto velocemente, prima della nostra conclusione, prima della nostra ultima canzone, io vorrei fare dei ringraziamenti.
perché questo è un rallegrati. Certo, è incentrato sui giovani, ma questo è il risultato del lavoro di più chiese. Quindi in nessun ordine particolare, me le sono dovute scrivere perché wow, sono davvero tante, perciò subito, senza troppa esitazione, vorrei che alzassero le mani le persone, i membri sia della Lode sia non, le persone che sono anche qua in visita della CCMI. Abbiamo qui persone della CCMI che possono alzare le manine. Un forte applauso per la CCMI che è venuta qui oggi a dedicare il suo tempo per noi. Poi, continuando l'elenco, di nuovo nessun ordine, Progetto Vita, abbiamo qua qualcuno Progetto Vita, sia di Belluno sia delle altre sedi, un forte applauso, grazie per essere oggi, stasera. Abbiamo qui dei membri della Calvary Chapel, sia di Feltre sia di Montebelluna, potete alzare le manine, un forte applauso, grazie per la vostra presenza. Abbiamo poi qua membri, Chiesa di Pordenone, scusatemi mi sfugge il termine, ma abbiamo qua un forte applauso, grazie per essere qui stasera insieme a noi. Chiesa di Marostica, quante ore di strada avete fatto, grazie per essere qui insieme a noi. Treviso Christian Center, abbiamo qua qualcuno che può alzare le nostre manine, comunque un forte applauso anche per loro, grazie per essere qua, per averci dato. Ultima, non per importanza ovviamente, ma MCE Sedico, potete alzare solo le manine, grazie. Ringraziamo il pastor Mario Mazzoccoli che ci ha portato la riflessione, ringraziamo le persone che ci stanno seguendo da casa, sia in live sia in futuro, di nuovo, grazie. È con questo cuore ripieno di gratitudine che adesso io vi invito ad alzarvi in piedi e cantare un'ultima canzone tutti quanti insieme, perché noi qua vogliamo lodare. Ok? Non importa le circostanze, non importa il luogo, noi vogliamo lodare. Questa è l'ultima canzone per concludere, perciò se volete saltate, se volete battere le mani, battete le mani di nuovo con questa gioia, con questo entusiasmo che ci dà il nostro Signore. Cantiamo insieme, lodiamo insieme come un unico corpo, come un'unica Chiesa. Sei vivo, loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Se tu sei vivo, loda il Signore. Loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Loda il Signore. Loderò nelle valli e sulle montagne. Se sono sicuro o se dubbi ne ho, loderò se son solo o se circondato. La mia lode è l'acqua che annega il nemico. As long as I'm breathing, I got a reason to Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Se tu sei vivo, loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Piccolo annuncio veloce. Parola, musica e fede con Nico Battaglia. Nico Battaglia, cantante italiano che tutti noi conosciamo, gospel, sarà qui presente il 29 giugno alle ore 19, quindi è libero, ingresso per tutti qui, e se volete essere qua presenti sarà davvero molto bello la vostra presenza. Ok? Buona continuazione, buona serata a tutti. Abbraccio, grazie a tutti. Che Dio vi benedica.